Un lunghissimo viaggio per varcare i confini dell'Europa prima e dell'Italia poi, migliaia di chilometri, molti dei quali macinati a piedi, spinti dal miraggio di un futuro migliore in una terra libera e democratica. Sono arrivati nel veneziano stremati ma carichi di speranze, 3 giovani afghani di età compresa fra i 20 e i 24 anni. Giovedì mattina attorno alle 9 è stato il dipendente della Comet Fair di San Stino di Livenza a trovare i tre dentro il rimorchio di un camion proveniente dalla Serbia. Il tir trasportava scarti ferrosi destinati all'azienda che si occupa di riciclare e stoccare rifiuti. Alla vista dei tre ragazzi il dipendente ha subito avvisato i suoi titolari e questi ultimi i carabinieri di San Stino. I 3 giovani clandestini sono stati dapprima visitati dal personale del 118 che fortunatamente li ha trovati stanchi ma in buone condizioni di salute, poi fotosegnalati, identificati e accompagnati dai militari dell'Arma, l'ufficio immigrazione della Questura di Venezia per la regolarizzazione del loro status di rifugiati. Nell'ottobre scorso, ricorderete, a Summaga di Portogruaro la scoperta di 7 clandestini iraniani e palestinesi all'interno di un vagone sigillato che trasportava cereali diretto nel veneziano e partito proprio dalla Serbia, divenuto rifugio di molti migranti diretti verso la libertà.